Intanto Milano in possesso del disco, occasione. Mattia Marchette recupera il disco, prova il passaggio a Sassoli che però non riesce. Uomo davanti alla porta, libero. Attenzione, Fais può dare il disco a Mattia Marchette che viene bloccato, però riesce lo stesso a fare un tiro, ma sicuramente non decisivo in questo caso. Intanto si lotta in balaustra, ne esce Milano vincitore con Visaiana che prova il tiro dalla distanza fuori dallo specchio della porta. Ancora Fais, Visaiana, esce il disco, ne approfitta Sassoli. Non c'è però un'opzione di esco ad Albanti in questo caso. Prova l'azione solitaria Albanti, ma come abbiamo visto con Civitavecchia nella partita precedente bisogna sfruttare i compagni per poter far risultato. Intanto De Angelis in possesso del disco va dietro la propria porta, prova il passaggio in mezzo, buono scambio qui, non viene utilizzato questo disco da Albanti che riparte, però in questo caso sì, occasionissima qui per Milano che sfrutta, non si può neanche dire l'errore, però la grinta del Milano a prendere il disco ad Albanti a centrocampo. Intanto Albanti in controllo del disco, Albanti che penso non sia neanche mai uscito dal campo a questo punto della partita. Ne approfitta intanto Melis, va a prendersi Albanti col fisico e a prendersi il disco. Si prosegue uno scontro qui sotto la nostra postazione. Partita sicuramente si sta facendo sempre più fisica in questo momento. Qui trattenuta tra Quartuccio e Marchette. Buon disco qui per Marchette, serve per Lazzari che non si fa trovare pronta in velocità per riuscire a far male. Quartuccio recupera il disco e decide di rallentare il gioco meglio. Prova intanto Marchette, Albanti, Quartuccio. Marchette intanto prova il tiro dalla distanza, ma dal lato chiama time out Fox Legnaro. I ragazzi dei Fox che sono assolutamente affaticati a questo punto della partita, ci sono stati pochi cambi, una partita ormai in questa categoria è difficile da giocare completamente in 6 giocatori, soprattutto giocando a uomo in queste situazioni, mentre invece vediamo Milano
sono anche in realtà abbastanza sereni. Intanto il vice coach Giacomo Masiero che dà qualche indicazione per i ragazzi di Milano. Quindi si riprende intanto tra pochi istanti con un ingaggio alla destra di Chiara Campagna in porta per il Milano Quanta. Si sente il tifo intanto qui per i Fox Legnaro, sono i propri ragazzi dell'Under 10 che fanno il tifo. Mantiene il possesso del disco intanto Milano con Quartuccio dietro la propria porta. Partita dai ritmi molto disomogenei, oserei dire. Come avete visto anche da questa ultima azione, tutto calmo e poi si riparte a 2000 all'ora per cercare di prendere gli avversari di sorpresa. Uno scontro qui su Bonsu con Quartuccio, ma penso che le condizioni del portiere dei Fox Legnaro siano buone. Vediamo che si riprende, si prosegue quindi con un ingaggio a centrocampo. Ingaggio vinto qui da i Fox che controllano il disco con Mattia Marchette che prova in mezzo a tre a scartare gli avversari. Il disco in possesso di Milano, probabilmente proverà un'altra discesa velocissima come quella di poco fa. Vediamo cosa decide di fare intanto Visaiano dietro la porta. No, cambio di strategia forse no, niente, non decidono di non ripartire intanto il Milano Quanta. Ne approfitta intanto Albanti di questo disco, non viene ricevuto da Facchetti e quindi si torna dietro la porta. Albanti, vediamo quale sarà la strategia qui per il Fox Legnaro. Mattia Guerriero serve per Albanti che però viene bloccato da due ragazzi del Milano, quindi si ritorna indietro, tutto da rifare. Passaggio lungo per Mattia Marchette che si smarca bene, prova il passaggio per Mattia Guerriero ma non passa oltre il difensore.
Occasione qui per Milano con il passaggio di il numero 58 che trova il compagno davanti alla porta libero, che non riesce però a creare un'occasione da rete. Fox e Legnaro completamente sbilanciati qua, prende il disco intanto Mattia Albanti, prova il tiro fuori dallo specchio della porta, si lotta dietro la porta di Milano, disco libero, chiude Chiara Campagna e quindi si va all'ingaggio. Milano va al cambio delle linee, per i Fox invece esce De Angelis e Guerriero. Buon passaggio qui di Mattia Albanti che non viene preso da Pietro Fais. Albanti che esagera forse con questo passaggio al centro. E quindi occasione per Milano sventata da Bonsu a 3 minuti e 09 secondi dal termine del primo tempo di questo match. Ricordiamo coppia arbitrale non menzionata all'inizio della partita, Grandini e Artioli. Intanto ingaggio dopo un tiro viene vinto da Milano. Albanti prova un passaggio rischioso per Mattia Albanti che all'inizio sembrava avesse guadagnato un fallo, invece Grandini fischia pensando che il disco fosse coperto. E quindi gioco fermo, si prosegue con un ingaggio alla destra di Chiara Campagna. Buon controllo qui di Leonardo De Angelis, che passa a Mattia Marquette che si ferma dietro la porta. In attesa di opzioni da parte dei compagni oppure di un'uscita di zona. Prova intanto il passaggio per Mattia Guerriero. Ottimo lavoro in balaustra qui di Mattia Albanti, che però è un fallo. Onestamente non l'ho molto capito, soprattutto dato non lo so, il metodo arbitrale avuto fino adesso. Comunque fallo di Mattia Albanti di fatto, segnalato da Grandini. E intanto Milano che potrà probabilmente finire il tempo 1 minuto e 30 secondi con i 5 uomini in campo. Vediamo cosa deciderà di fare intanto Quartuccio, che è in possesso del disco. Controlla Quartuccio, intanto viene pressato da Mattia Guerriero che prova a farlo uscire. Probabilmente i Fox vogliono cercare di farli andare al tiro il prima possibile per poter spezzare il prossimo penalty. Vediamo se ce la faranno. Tiro dalla distanza bloccato da Bonsu. Buon lavoro qui per i Fox Legnaro che gestiscono bene questo minuto di 5 contro 4. Tanto si chiariscono Albanti e Grandini.
fuori dalle inquadrature in questo momento, ma parte quindi con un ingaggio alla destra di Bonsu, disco vinto da Milano Quanta. Prova il tiro. E termina il tempo e quindi questo power play per Milano sarà spezzato. Avranno un altro minuto e 26 di power play il Milano all'inizio del secondo tempo. Sicuramente un fattore positivo comunque per i Fox, che riescono a spezzare appunto il penalty in due momenti diversi. E quindi ci saranno 5 minuti di pausa e poi si riprenderà. Vi aspettiamo per questo secondo tempo di questo match tra HC Milano e Fox Legnaro, valido per il posto in finale di Coppa Italia per la categoria Elite. A presto.
Bentornati, e quindi si rincomincia con questo secondo tempo di questa partita. Ricordiamo Milano in power play per il fallo di Mattia Albanti a 2 minuti circa dal fine del primo tempo. Rimangono ancora 1 minuto circa, un poco più, di penalty per i Fox Legnaro. Prova il tiro Quartuccio fuori dallo specchio della porta. Gira il disco intanto tra gli uomini di Milano. Prova il tiro Quartuccio, probabilmente l'unico tiratore che forse coprirei un pelo di più. Invece sembra che gli venga dato più spazio forse, però intanto sempre Quartuccio, disco al compagno, chiude bene, salva il portiere dei Fox ogni rimbalzo, quindi si va a un ingaggio. Tra 2 secondi finirà anche il penalty del Legnaro e quindi entrerà il quarto uomo di movimento. Dovranno stare attenti qui i ragazzi di Milano. Ingaggio vinto dal Milano in tutta tranquillità, infatti rientra Albanti e quindi si riprende con 4 contro 4. Albanti subito dietro la porta a fare pressing, riparte Milano in velocità, una possibilità per Melis sventata da Guerriero. Disco in mezzo qui da questo contrasto a centrocampo, ne esce vittorioso Quartuccio che serve Grandelli, che serve di nuovo per Quartuccio, che può andare da solo e volare in porta e segna il 2-0 per il Milano. Quindi HC Milano 0 Fox Legnaro. De Angelis prova a fare un po' di pressing dietro la porta, vediamo se Mattia Marchette riesce a prendere quel disco, invece fa bene il lavoro il difensore di Milano, che riesce a proteggere il disco e a darlo al suo compagno, tuttora in possesso del disco. Confusione qui dietro la porta. Qui ancora una possibilità in realtà di Milano per poter andare dentro in velocità. Controlla il disco intanto Albanti. Controlla il disco intanto Visaiana, che non ha nessuna fretta e quindi decide di tornare indietro, servire il compagno numero 88 mi sembra, Mariani. Tutta calma per il Milano, che sicuramente fretta non ne ha in questo momento della partita. Fanno sempre degli buoni scambi qua a centrocampo il Milano, 2 passaggi precisi mentre si va in velocità.
E qui invece i Fox che provano invece un dribbling di troppo. Mattia Guerriero libera, forse un po' alla buona. Mattia Guerriero intanto in possesso del disco prova un passaggio praticamente impossibile con 2 uomini in mezzo del Milano. Gran passaggio qui di Mattia Marquette per Leonardo De Angelis che insacca sotto le gambe del portiere e quindi si porta sul 2-1 i Fox Legnaro, annullando l'ultimo gol del Milano di fatto. E quindi distanze accorciate. Sicuramente un gol che fa bene al morale e non solo questo. Grandini, ok, pronto dall'ok, quindi disco giù, Artioli, occasione qui per Quartuccio che prova ad andare da solo, che il disco gli viene di fatto regalato, torna indietro, controlla intanto Quartuccio, Melis. Billy, Melis, Marquette, occasione qui per Fais che non riesce a eseguire un tiro pericoloso. Bravo qui Albanti a coprire il passaggio per Quartuccio e quindi copre Kevin Bonsu. Si andrà quindi a un ingaggio alla sua sinistra. Quindi Mattia Marquette, Mattia Guerriero all'ingaggio, Leonardo De Angelis e Mattia Albanti per i Fox Legnaro che ci credono. Troppo spazio qui per i giocatori di Milano che hanno il tempo per impostare un'azione offensiva. Tanto prova Mattia Marchetti in mezzo a 2, fermato in modo non falloso sicuramente. Prova un altro dribbling a centrocampo. Intanto altra occasione qui, occasionissima qui per Albanti, di fatto si è mangiato il gol del pareggio. Un disco così a porta vuota bisogna assolutamente buttarlo dentro. Continua intanto il pressing di Mattia Albanti e Leonardo De Angelis che provano a far scoprire Milano che riparte in velocità. Altra occasione qua, disco recuperato da Sassoli che serve per Albanti. Adesso De Angelis riprova il tiro, stavolta va fuori dallo specchio della porta. Occasione qua per De Angelis, un altro tiro. Quartuccio recupera il disco, bloccato da Sassoli, si lotta in balaustra. Adesso la partita sicuramente si fa più interessante, ritmo abbastanza sostenuto. Si va al cambio, intanto De Angelis rifiata un pochettino dopo aver dato il 110% in questo cambio.
mentre Milano ha Quartuccio. Qui sotto la nostra postazione c'è Villi, Melis e Grandelli. Disco quasi regalato, oserei dire, a Milano da parte di Mattia Guerriero, che per una leggerezza ha messo in difficoltà Albanti. Albanti adesso che rallenta ulteriormente il ritmo a 11 minuti e 30 secondi circa alla fine del match. Non ho capito il motivo di questo passaggio a Mattia Guerriero, che comunque può ripartire in velocità, però di fatto c'è un contropiede qua di Milano che segna il terzo gol tutto nasce da quel passaggio di Albanti a Mattia Guerriero che come ho detto prima si sono messi in difficoltà a vicenda nelle due azioni precedenti. Un passaggio così al centro è solo un rischio se non c'è una vera necessità, e questo episodio lo dimostra. Intanto si asciuga il campo dalle parti di Bonsu e dalle parti di Campagna. Si riparte quindi con un ingaggio a centrocampo, Guerriero contro Mendola. Disco guadagnato da Milano dopo questo contrasto. Qui indecisione per i ragazzi di Legnaro su chi doveva assumersi la responsabilità di prendersi quel disco. Mamma mia, occasione qui per Milano, comunque non nettissima, ma comunque un'occasione. Vediamo intanto Leonardo De Angelis che mantiene il possesso del disco, Mattia Albanti che lo chiama, probabilmente vuole fare l'azione personale e infatti è così. Prova il passaggio, ci poteva stare l'idea. Disco che esce dal contrasto a Visaiana, ne approfitta, serve il compagno che però non riesce ad agganciare bene il disco. De Angelis ha bisogno di opzioni, in questo momento non ne ha, di fatto perde il disco. Sa che viene chiamato un time out qua dai Fox Legnaro, infatti ho visto bene, Grandini ce lo segnala e quindi time out servirà probabilmente per riposarsi in primis per i Fox Legnaro, che dovranno correre non poco in questi ultimi minuti del match per recuperare questo svantaggio di 2 reti, mentre invece vediamo il Milano quanta. Prende la lavagnetta anche Giacomo Masiero, ricordiamo
della squadra senior e in realtà anche ex atleta dei Fox Legnaro, nato e cresciuto ai Fox Legnaro. Piccola parentesi anche nei Ghost a Padova. Si riparte quindi con un ingaggio alla destra di Kevin Bonsu. Guerriero Quartuccio all'ingaggio, disco giù, si lotta per il possesso del disco. Ne esce Quartuccio vittorioso, cerca il compagno di rovescio, non arriva. Ultimo scambio qui con Billy. Buona occasione qui per Milano. Disco regalato qua. Se lo ritrova sul bastone intanto De Angelis, che ha l'occasione di servire al Banti, che prende il palo su questa deviazione. Anche questa un'altra occasione che bisogna segnare. Ne approfitta Quartuccio dall'altro lato del campo. Sicuramente bomber di questo match. Due gol, un assist per lui in questo momento. Non una grande prestazione fino a questo momento per i ragazzi dei Fox, che sicuramente hanno avuto qualche pecca. Qua nessuno che aiuta Albanti o comunque gli dà un'opzione per far consentire il mantenimento di questo disco qua. Drop di De Angelis che mette di fatto in difficoltà Albanti. Deviazione qui di Mattia Marquette, ne approfitta il Milano, provano ad andare al tiro. Albanti prova a servire De Angelis che però non riesce a recuperarsi il disco, prova Mendola un tiro. Mattia Marquette che prova ad inseguirlo ma non ce la fa più in questo momento. Ci credono i ragazzi di Legnaro, non mollano un centimetro, però purtroppo ne ha sicuramente di più il Milano in questo momento. Il minutaggio si fa sentire, Quartuccio insacca e termina la sua tripletta e Milano si porta sul 5-1. Quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo. Copre il disco intanto Campagna e ferma il gioco.
facendo qualche considerazione, forse avrei fatto sia con i Fox sia con Civitavecchia, probabilmente avrei adottato una strategia un po' diversa, considerando anche il numero ridotto di giocatori nella gestione di queste due partite. Non sapremo mai se le cose sarebbero cambiate, però di fatto. Altra occasione qui per Milano, 2 contro 1, Disco dietro. Tiene il disco intanto Quartuccio, che si rifugia dietro la propria porta per far probabilmente passare qualche minuto, invece no, decide di servire il compagno. Di fatto dà una possibilità comunque ai Fox. Qua Campagna che chiedeva di bloccare il gioco, gli arbitri non hanno fischiato e adesso devono assumersi la responsabilità di questa decisione. Vediamo cosa decideranno. Non riusciamo a capire dalla nostra postazione cosa si stanno dicendo. Di fatto però questa cosa che se lasci andare e dopo annulli il gol, cioè sicuramente avrebbero dovuto fermare prima il gioco, semplicemente. Non so, niente, quindi gol annullato. Si riparte con un ingaggio alla destra di Chiara Campagna. Sicuramente questo sarà un episodio che farà discutere, ma si prosegue. Buona occasione qui per Mattia Marchetta, che però tira il disco fuori dallo specchio della porta. Occasione per De Angelis qui. Mattia Marchetta agganciato un po'. Probabilmente non falloso, secondo me, neanche dal mio punto di vista, l'intervento qui del giocatore di Milano.
Prosegue intanto il possesso del disco del Milano, sempre con Quartuccio che fa un bellissimo lavoro qui. E vediamo intanto Leonardo De Angelis riesce a bloccarlo, non riesce a dare il passaggio al compagno, ne ha sicuramente di più qui il Milano in questa fase di gioco. Passaggio poco preciso qui di Albanti per Mattia Marquette. Sono degli spazi da sfruttare qui. Altra occasione qui non sfruttata da Albanti, che di fatto regala un'occasione qui per Milano. Vediamo intanto Quartuccio bloccata da Albanti, mantiene il possesso del disco però e viene bloccato da Campagna che ferma tutto. Si ripartirà quindi con un ingaggio a 3 minuti e 40 secondi dal termine del match. Si preparano anche, si vedono forse da questa inquadratura, i ragazzi dell'Under 10 che dopo la partita probabilmente giocheranno anche loro, faranno un allenamento comunque. Se c'è il raduno dell'Under 10. Buon tiro qui per Mendola. Mendola va a recuperare il disco in angolo, intanto viene attaccato da Mattia Marquette, disco guadagnato. Passaggio di Mattia Albanti per Fais, poco preciso però. Sicuramente la stanchezza sta facendo il suo. Un altro passaggio poco preciso qui, occasione qua per Mattia Marquette che tira completamente fuori dal specchio della porta. Qua i minuti in campo si pagano e arriva il conto prima o poi. Occasione qui per Albanti, ancora una volta non sfruttata. Occasione qui per Visayana che prova il dribbling, non riesce ad agganciare il disco per scartare del tutto Bonsu. Qua i ragazzi di Legnaro non ce la fanno più. Occasione. E Quartuccio ne approfitta e segna un'altra rete, portando il Milano sul 6-1. Sono stanchissimi qua i ragazzi di Legnaro. Si prosegue intanto con questa partita, si lotta in balaustra. Fais, un po' duro il contrasto da entrambe le parti penso, però si può proseguire intanto. Disco bloccato dal portiere di Milano. 1 minuto e 19 al termine dell'incontro, punteggio al momento 6-1 per Hockey Club a Milano. Tiro dalla distanza qui per Albanti, può giocare a rimbalzo Mattia Guerriero, non riesce però ad insaccare.
Arriva la rete di Mattia Guerriero a 59 secondi dal termine dell'incontro, quindi 6-3. Scusate, 6-2 il risultato. Albanti prova il passaggio intanto per De Angelis, controlla il disco, bloccato però da 2, non ce la fa più. Arriva il tiro, blocca bene Bonsu, 32 secondi al termine. Si prosegue quindi con un ingaggio alla destra di Bonsu. Buon tiro qui di De Angelis, che prova il tutto per tutto, ancora una volta sotto le gambe del portiere, come ha insaccato la prima rete. Si prosegue quindi con un ingaggio. Albanti va a recuperarsi il disco in balaustra. Vediamo se prova un'altra azione. Occasione qui di Guerriero all'ultimo secondo che non sfrutta. E quindi finisce questo match per la finale di Coppa Italia della categoria Elite, con il Milano in vantaggio sui Fox Legnaro per 6-2. E quindi domani ci sarà domani ci sarà la finale Asiago Milano alle ore 12:30, se non ricordo male. Si prosegue intanto con il saluto. Sì, allora confermo, alle 12:30 la finale primo e secondo posto per la Coppa Italia della categoria Elite tra Milano e Asiago. Alle ore 9:30 invece la finale del terzo e quarto posto per la Coppa Italia, sempre categoria Elite, tra Fox Legnaro e Snipers Civitavecchia. Poi ricordo anche che questa sera alle ore 19:30 ci sarà la prima semifinale Vicenza Hockey contro Fox Legnaro, e alle 21 Cus Verona contro HC Milano per il posto in finale. Adesso ci sarà l'assegnazione degli MVP del match, come è avvenuto per la precedente sfida. E quindi De Angelis e Quartuccio gli MVP delle due squadre in questa seconda semifinale. Quindi dalla semifinale del Serie A verranno fuori le due finaliste della finale appunto di Coppa Italia nella categoria senior, che verrà giocata alle ore 16. Alle ore 14:15 di domani ci sarà la finale primo e secondo posto anche della Coppa Italia
nella femminile Devils Vicenza contro Hockey Club Milano, e poi la finale del terzo quarto posto per la Coppa Italia della categoria senior alle ore 11 invece verrà giocata sempre domani, domenica 1 marzo. Quindi vi salutiamo intanto per questa prima metà della giornata. Adesso ci sarà un concentramento degli under 10, non so se sarà visibile, e vi aspettiamo invece alle 19:30 per la semifinale tra Fox Legnaro e Diavoli Vicenza per la categoria senior. Scusate, Vicenza Hockey, non Diavoli Vicenza, sono ancora rimasto